Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Il tema della convivenza tra sorelle ha costantemente attratto gli scrittori. Basti ricordare tra i romanzi più famosi Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen e Piccole donne di Louisa May Alcott, dove il tema è trattato in tutte le sue sfaccettature. Edvige racconta il rapporto tra lei e sua sorella. Edvige racconta il rapporto tra lei e sua sorella nel modo più semplice possibile, un rapporto fatto di amore e di mutuo aiuto dal punto di vista lavorativo. Una lunga vita vissuta assieme in armonia. Avevo una sorella, ma era più grande di me di 11 anni e invece di giocare con lei, giocavo a fare la maestra. Mio grande desiderio, che però non potei realizzare per motivi economici. Ho iniziato a lavorare come tessitrice a 14 anni e ho continuato fino a 55, restando fedele sempre alla stessa ditta. Siccome mia sorella faceva la sarta, io dopo il lavoro l'aiutavo volentieri. Non ci siamo mai sposate e abbiamo sempre vissuto assieme, finché mia sorella morì a 96 anni. Anche senza un marito siamo sempre state contente. Ora mi sento un po' sola e mi dedico a vari lavori. L'alfabeto Braille consiste in simboli formati da un massimo di 6 punti, impressi con un punteruolo su fogli di carta spessa. Prende il nome dal suo ideatore, vissuto in Francia nel 1800. Il vantaggio di questo sistema, rispetto ad altri, è la possibilità per i non vedenti non solo di leggere, facendo scorrere leggermente il dito sui rilievi del foglio, rilievi lasciati dal punteruolo, ma anche di scrivere. È un sistema talmente flessibile, talmente completo, che permette di avere delle versioni anche per la matematica, per la musica e persino per gli alfabeti non latini, e tutti sappiamo come sono complessi. Questo sistema ha veramente aperto grandi orizzonti e nuove possibilità per i non vedenti, che prima della sua introduzione erano totalmente sconosciuti e impossibili da raggiungere. Eravamo 10 tra fratelli e sorelle. Io e altri 2 siamo nati ciechi. A 5 anni sono stata mandata in collegio. Ricordo dei bei lettini grandi, grandi come culle, e un grande giardino. Qui abbiamo imparato a leggere e a scrivere in braille.
molto facile. Mia sorella mi ha insegnato a suonare il pianoforte e a lavorare a maglia. A 15 anni aiutavo mia sorella facendo i gomitoli delle metasse e disfacendo le maglie sbagliate. Durante la guerra andavo a letto in sottoveste per poter scappare più velocemente quando suonava l'allarme aereo. E a 50 anni sono andata con mia sorella a Caravate, in Villa Letizia, costruita proprio per le nostre esigenze. Sanitari particolari, corrimani, scritte in braille. Potevamo così girare tutta la villa e passeggiare per il parco. Tutti i giorni suonavo il pianoforte e nei pomeriggi, insieme alle volontarie, si cantava e si ballava. Si faceva anche qualche gita. Una volta siamo andate fino a Genova e abbiamo fatto il giro del porto in battello. Ricordo però una brutta scala con tutti i gradini sconnessi. Mi vengono in mente tante persone. La mia maestra di canto, sempre allegra, l'insegnante di inglese, una mia amica che ha avuto 3 mariti, il professore di latino che faceva le domande e si dava da solo le risposte a voce alta. Igino ci racconta un episodio avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale. In particolare, durante la tragica campagna di Russia, prese il tifo e questo, che all'apparenza poteva sembrare una grande disavventura, in realtà fu probabilmente la sua fortuna che gli permise di salvare la vita. Infatti fu rimpatriato a causa di questa gravissima malattia, fu portato all'ospedale di Verona dove fu colto dall'8 settembre. Poté quindi, come tanti, fuggire, mettersi in salvo e così poterla scampare. Questo vuol dire che talvolta, non sempre, le disgrazie portano sfortuna, ma possono avere anche una sfaccettatura favorevole. Il tifo fu preso dall'amico Igino proprio dove Napoleone combatté una battaglia molto sanguinosa. Napoleone invase la Russia nel 1812 e l'esito fu tragico. Le perdite ammontarono a ben 400.000 tra morti e dispersi, con 100.000 prigionieri. Leone Tolstoi scrisse il famosissimo romanzo Guerra e pace, che come sfondo ha proprio la campagna di Russia di Napoleone. Ricordo quando ero a Minsk, in Russia, a fare la guerra. Eravamo alloggiati in una scuola, sì, proprio vicino alla stazione ferroviaria, che poi è stata bombardata. Qualcuno cercò di scappare, ma venne colpito. Ci siamo rifugiati in un bunker sotterraneo. Siamo poi andati a Bobruisk, dove fu sconfitto Napoleone. E lì ho preso il tifo e mi sono salvato per miracolo, perché non c'erano medicinali. Ci hanno ripatriati a Merano perché ammalati e siamo rimasti lì fino all'8 settembre. Molti sono stati catturati dai tedeschi che avevano invaso l'Alto Adige. Io sono andato a Verona, dove ho trovato miseria. Si comprava al mercato nero patate e grano.